Voi l'avete mai fatta la pizza chiena a Pasqua? E venite appresso a me, pigliate carta e penna. Prima cosa ci occorrerà 1 chilo di farina, un lievito intero, 250 grammi di sugna, mezzo litro di acqua, 10 grammi di sale, 10 grammi di zucchero, la sugna, e lasciatevi un cucchiaio di sugna da parte che ci servirà dopo per ungere la teglia. Adesso uniamo il lievito. Andiamo a versare l'acqua man mano e iniziamo a impastare. Avete ottenuto una bella palla, all'anima palla di questa consistenza, la fate riposare un paio d'ore fino al raddoppio del volume. Il pasto è pronto e io vado a foderare la teglia. Mettetevi 5 uova, un po' di pepe e tanto parmigiano. Iniziate a sbattere, fate una bella cremina di uova, formaggio e pepe. Ora vi faccio vedere a che vi serve. Andiamo a riempire la pizza con uno strato di uova e formaggio. Ecco qua, così ci fate la base. Adesso iniziamo con i salumi e i formaggi a strati. Uno strato di formaggio, lo strato di salumi, quello che tenete, quello che vi fa piacere. Continuate mettendo sempre la cremina di uova e formaggio. Ora un altro strato di formaggio e prosciutto cotto. E ne vado a versare tutto il resto della cremina di uova che era rimasta. Eccola qua. Ma adesso la andiamo a foderare con il resto dell'impasto che ci è rimasto. Qua, adesso la vado a chiudere. Se avanza l'impasto, conservatelo, potete fare le pizzette al forno per i vostri bambini. Adesso ci faccio un po' di buchetti sopra. Passo un po' di sugna che mi è avanzata. In forno a 180 gradi per 40 minuti. Com'è venuto? Assaggiamo. Mamma mia. Voi avete provato a fare la pizza chiena? Fatemi sapere nei commenti.